L'indimenticabile gol di mano di Diego Armando Maradona. Allora salutiamo il nostro Carmelo, con lui ci rivedremo la prossima settimana per parlare di Serie D e di eccellenza. Buonasera a te Ettore, auguro una buona settimana a tutti i nostri telespettatori e a tutti gli appassionati di calcio. Facciamo un complimento anche alla nostra Jenny, perché oggi è vestita benissimo, come del resto tutte le altre volte anche, ma Piazza Italia questa sera ha veramente dato bellezza in più all'abito della nostra Jenny, complimenti. E allora che facciamo? Mi lanci la pubblicità? Sì, con questo abito non puoi fare altrimenti. Sì, nel frattempo volevo ricordare ai nostri telespettatori che ci seguono da casa che possono interagire con noi e anche con i nostri ospiti che si trovano in studio mandando un messaggio su WhatsApp al numero 336 92 07 27. Torniamo tra qualche istante, pubblicità. Ancora in diretta con Video Mediterraneo, canale 11 e canale 823 di Sky, in diretta con Penalty sino alle ore 21, poi tra le 21 e le 22.15 la sala stampa di Penalty per raccontare il calcio professionistico, insieme naturalmente ai nostri opinionisti, il calcio che conta, no? Quello del Palermo, del Catania, dell'Acragas, del Messina, del Trapani, e poi dopo grande chiusura della nostra maratona domenicale sportiva tra le 22.15 e le 23 con Penalty Futsal. Voglio ricordare che Video Mediterraneo sarà presente nelle prossime due importanti feste legate alla provincia catanese, la festa di Sant'Agata tra il 3 ed il 5 di febbraio con la presenza tra l'altro in esclusiva di Salvo La Rosa, e poi anche il Carnevale domenica prossima. Insomma, appuntamenti da non perdere e da seguire in diretta in esclusiva su Video Mediterraneo, canale 11 e canale 823. A questo punto salutiamo colui che andrà al Carnevale, sto scherzando, ci mancherebbe, Antonio Lavisarda. Ciao Antonio, ben trovato. Buonasera Ettore, buonasera a tutti. Siamo già quasi a Carnevale. Sì, però io diciamo che festeggio più perché sono devoto e sono orgoglioso di questo, di Sant'Agata. Ma del resto un po' tutti qui. Sottolineiamo la tua presenza anche a sala stampa di Penalty dopo le 21. Esatto, ricordiamo anche gli di un partito d'eccezione. Li anticipiamo, così la gente rimane in sintonia sino alle 21. Ma qualcuno io lo anticiperei. Beh, diciamo un allenatore che è siciliano, che ha fatto molto bene in Sicilia, ora è a Brescia, ed è mister Roberto Boscaglia. Vabbè, che noi abbiamo dato in anteprima. Ma avremo anche ex giocatori del Catania. Comunque restate in ascolto perché ne vedrete delle belle. Perfetto, parliamo di promozione, lo facciamo subito con il Girone A, che vede sempre il Riviera Marmi nella zona altissima, in questo momento al primo posto, però oggi ha pareggiato in casa. Questi risultati che ci legge la nostra Jenny. Borgata Terrenove, Ares Menfi 0-3, Castellammare, Audace Partinico 1-0, Real Finale, Bolognetta 1-0, Città di Carini, Cefalù 1-1, Pro Villabate, Monreale 1-1, Città di Casteldaccia, Nuova Sancis 1-0, Prizzi, Riviera Marmi 2-2. Allora, da ricordare che questi risultati importanti hanno permesso in un certo senso alla Riviera Marmi, con il pareggio fuori casa, di rimanere sempre in vetta, ma il Partinico Audace non ha approfittato di questa classifica perché ha perso a Castellammare. Quindi Antonio, in un certo senso il Riviera Marmi con questo pareggio mantiene ancora la leadership di questo girone A del campionato di promozione. Diciamo che in questi campionati le prime sono sempre fortunate, perché quando hanno fanno dei passi falsi o pareggiano oppure perdono, diciamo che le inseguitrici, le dirette inseguitrici non vincono. Iniziamo col menzionare purtroppo il ritiro, l'esclusione da parte in questo campionato del Borgata Terrenove, che oggi è l'ennesima sconfitta a tavolino e naturalmente viene esclusa definitivamente. Riviera Marmi, hai detto tu bene, ha pareggiato. Audace Partinico lotta e perde però nel campo del Castellammare. Castellammare squadra importantissima perché pian piano ora è terza in classifica, ha recuperato ed entra nella lotta per vincere il campionato, perché ricordiamo ci sono soltanto 4 punti, i punti che distaccano la prima dalla seconda e 5 dalla terza, quindi il Riviera Marmi non può sbagliare, non può per niente sbagliare, perché tutte le squadre sono là. Casteldaccia in casa fa una buona prestazione in casa nei confronti della Nuova Sancis,
Nuova Sancis che purtroppo è lì, ormai è salva, credo che non ha più velleità di ambizioni per la salvezza, ma credo per i playoff vada più che bene. Scusami, mi sono incartato. Volevo dire che la Nuova Sancis oggi non ha fatto bene, però la salvezza ormai a un passo, i playoff d'altra parte sono neopromossa, quindi sotto questo punto di vista ci può anche stare. In classifica il Prizzi comunque con questo pareggio sta risalendo. Una battuta la voglio fare con il nostro ospite Pidatella, perché Riviera Marmi è una squadra di tradizione anche di categorie importanti, ritrovarla in promozione un po' ci sorprende. Però è anche vero che se non c'è programmazione, non c'è società, tu l'hai detto proprio quando sei arrivato nei nostri studi, alla fine poi si paga e si deve ricominciare da capo. Ma Riviera Marmi insomma hanno fatto dei buoni campionati di eccellenza, hanno un'ottima società, curano molto il settore giovanile ed è una società che ha programmato subito insomma, di risalire in eccellenza perché sono insomma, organizzati. Servono stagioni per resettare probabilmente, sì, no? Non so sì, se siete d'accordo, sì, resettano e sì, poi ricominciano a correre. Bisogna toccare il fondo. Infatti, anche perché in promozione certamente non è il campionato dell'eccellenza, dove c'è una visibilità maggiore per una bella provincia come quella palermitana. Allora, girone B lo facciamo subito con la nostra Geni, dove abbiamo il Sant'Agata di Militello che oggi vince fuori casa ed è ancora al primo posto. Risultati del girone B: oggi si è giocata la quarta giornata di ritorno, oggi domenica 24 gennaio. A te Jenny. Sinagra, città di Sant'Agata di Militello 0-1. Città di Messina, città di San Filippo del Mela 0-1. Ionica, l'iniziativa 2-1. Torre Grotta, Merì 6-0. Città di Mistretta, Messana 2-0. Camaro, Pistunina 0-0. Barcellona Pozzo di Gotto, Sant'Angiolese 3-0, ha riposato Acquedolcese. Allora sottolineiamo con 42 punti il Sant'Agata di Militello al primo posto, quindi a questo punto che dire su questo girone? Beh, è un girone apertissimo, se possiamo vedere la classifica ci rendiamo conto che la prima, che è Sant'Agata di Militello, ha sfoderato oggi una bellissima prestazione, fortissima in trasferta a Sinaga, ha fatto 3 punti importanti, una squadra cinica che ha fatto bene. Questo è il girone A, se cortesemente mi mandate il girone B. Esattamente. Ecco, quindi nel girone B il Torre Grotta oggi è stato devastante, ha vinto in casa per 6-0 contro il Merì, che naturalmente lotta è il penultimo posto e lotta per la salvezza, ricordiamolo, però è stata veramente letale il Torre Grotta e credo che questo Sant'Agata di Militello deve preoccuparsi seriamente, perché i punti sono 1 e il campionato è ancora molto molto lungo. Buona prestazione del Barcellona Pozzo di Gotto che rientra in zona playoff, e ora lo possiamo dire perché è una squadra quadrata, gioca bene, si esprime anche bene, un buon gioco nelle fasce, quello che prima magari nella prima parte di campionato non c'era, sta dimostrando di essere una buona squadra, ma le Città di Messina, che dopo le prime prestazioni che potevano essere di buon auspicio per questa squadra, in realtà ora un pochettino sta stentando. Invece ottima prova invece della Città di San Filippo del Mela, che invece fa veramente molto bene. Camaro, non ce lo siamo dimenticati, no. Era una squadra che aveva fatto veramente molto bene, aveva quasi fatto lo stesso percorso del Barcellona Pozzo di Gotto, solo che poi nelle ultime si è rifermata. Si è arenato. Ora dovremmo avere il servizio. Sì, abbiamo il servizio, poi voglio sentire anche i nostri ospiti su questo girone B del campionato di promozione, perché comunque quello messinese è sempre un girone molto acceso, molti paesi, frizzante. È molto frizzante, quindi intanto guardiamoci questo servizio a rete inviolate, l'incontro tra Camaro e l'iniziativa. Al Marullo è 0-0. Il Camaro gioca bene e costruisce numerose palle gol, ma non è sufficiente per avere la meglio sul ben quadrato Pistunina. La squadra di Mister Romeo si presenta priva di qualche importante tassello e affronta il Pistunina in uno scontro tutto messinese tra due formazioni che hanno conquistato fin qui gli stessi punti in campionato. Alle già preventivate 7 defezioni si aggiungono gli infortuni nel riscaldamento di Bonamonte e Mauro Russo. Padroni di casa costretti quindi a schierare classe 99 Zappalà e Cerra, entrambi all'esordio assoluto. Il Camaro prova a spingere in avvio e al quinto, dopo un'azione sulla destra, Calogero serve in area Fugazzotto, fermato davanti al portiere da una segnalazione di fuorigioco. Con il passare dei minuti prende il coraggio il Pistunina, che per 2 volte si affaccia pericolosamente in area avversaria, prima con una splendida girata al volo di Minissale che sfiora la traversa e poi con una punizione di Ingemi. Al 24esimo però l'episodio che potrebbe dare una sterzata al match. Ospiti in 10 per l'espulsione di Buda, reo secondo l'arbitro di un colpo a palla lontana ai danni di Cappello.
Con l'uomo in più, la squadra di casa prende coraggio e ci prova Fugazzotto, il cui destro al volo però è preda del portiere avversario Sanfilippo. Il Camaro spinge ulteriormente e crea altre 2 palle gol con Fugazzotto e Foresta, ma il Pistunina regge e si va a riposo con il risultato di 0-0. Nella ripresa i padroni di casa continuano a tenere in mano il pallino del gioco, attaccando a testa bassa fin dai primi istanti, e bisogna attendere appena 40 secondi per vedere la prima delle tante parate effettuate da Sanfilippo nel secondo tempo sul sinistro al volo di Durante. Il forcing dei padroni di casa aumenta con il passare dei minuti e ci prova su cross da destra di Cappello Fugazzotto, che viene anticipato all'ultimo istante da un avversario, ma l'azione prosegue e ci prova Zappalà. Nulla da fare e ci prova ancora il Camaro con Cappello a cercare la porta dai 30 metri, ma la sua conclusione non è precisa. Il tempo passa e i messinesi non riescono a sbloccare la gara. A trazione anteriore il Camaro ci prova ancora con Durante, ma Sanfilippo fa suo il pallone. Il Pistunina si affida alle ripartenze e alla mezz'ora Minissale calcia da posizione defilata mandando la sfera di poco oltre la traversa. Ancora Sanfilippo protagonista a 10 dalla fine su un altro tiro effettuato da Durante. Il numero 1 del Pistunina si distende bene e in tuffo sventa il pericolo. Trascorre un minuto e il Camaro va di nuovo vicino al gol. Il tiro cross di Mondello si stampa sulla traversa, il pallone torna in campo e Scarantino sotto porta manca la deviazione vincente. Pochi istanti dopo l'arbitro ristabilisce la parità numerica punendo con il secondo giallo un intervento a centrocampo di Calogero su Minissale. Anche nel finale il Camaro cerca con generosità il gol vittoria, ma trova sempre Sanfilippo pronto a dire di no. Alla squadra di Romeo non basta così la buona prestazione né le tante occasioni costruite per trovare il primo successo nel girone di ritorno. 0-0 il punteggio finale, Camaro e Pistunina restano affiancate in classifica a quota 18. Allora, faccio una piccola correzione, non è l'iniziativa ma il Pistunina, pareggio comunque a rete inviolate a casa del Camaro. Battuta con i nostri ospiti, iniziamo con Basile. Allora, questo girone B del campionato di promozione è un campionato legato molto alla provincia messinese ed è un campionato che ci riserva settimanalmente tante cose interessanti, con squadre che probabilmente hanno veramente ambizione di disputare campionati importanti, però poi spesso e volentieri dopo una promozione dalla prima categoria o da una promozione spesso e volentieri si perdono affrontando stagioni abbastanza strane, no? Insomma non hanno una grande continuità, a parte il Barcellona Pozzo di Gotto che non capisco come possa partecipare ad un campionato di promozione sapendo che ce n'è già una in eccellenza. Beh, devo dire che per questo non riguarda solo il Messinese, anche altre società non hanno un roseo futuro dopo magari alcune promozioni. Io ho visto il Messana, che è stata la squadra che ci ha battuto l'anno scorso in finale playoff, sì, che è ultimo in classifica. A questo punto dico, magari se restavano quelli dell'anno scorso non penso che sia un girone così forte dove il Messana, visto l'anno scorso, può avere l'ultima posizione in classifica. Però il Camarro stesso, una tradizione calcistica anche importante, e sta lottando nella zona play-out. Poi magari c'è qualche altra società che, come diceva Orazio, che ha più basi, che è più solida e magari fanno la differenza. Potrebbe essere il Torregrotta allora, Orazio, perché insomma, il Torregrotta qualche stagione importante l'ha fatta fino a qualche stagione fa. Dico, potrebbe essere il Torregrotta veramente la squadra che può cercare di superare il Sant'Agata di Militello? Ma comunque è da non sottovalutare Sant'Agata di Militello, perché secondo me, secondo i numeri, hanno più presenze in eccellenza rispetto al Torregrotta. È un campionato pieno di derby, molto sentito, e quindi domenicalmente ci si scontra insomma in derby particolari. Che ne pensi di questa cosa del Barcellona Pozzo di Gotto, un'altra squadra in campo in promozione? Credo che sia una cosa importante, che serve da stimolo magari all'Igea Virtus. Ma c'è una dispersione poi di fondi probabilmente. In Inghilterra, a Londra ci sono diverse squadre ed è una cosa bellissima. Sì, no, questo sì, però insomma, parliamo di Barcellona Pozzo di Gotto. Sì, ci limitiamo però in questo senso, è una cosa bella per il calcio. Ah beh, questo sì, sicuramente, sperando che però questi derby non sono scontri. Anche perché insomma la storia del calcio siciliano l'hanno fatta sia Barcellona che l'Igea Virtus. Questo è anche vero. Su tutti però credo di più l'Igea, no? Ovvio. Che ha giocato anche in Serie C, la vecchia Serie C. Passiamo alla girone C, perché poi qui insomma i nostri ospiti avranno sicuramente tanto da dirci. Vediamo un po' i risultati insieme a Jenny, parliamo anche in questa occasione della quarta giornata del girone di ritorno. Girone C,
Promozione. Città di Mascalucia, Atletico Pedara 0-1. Belvedere, Biancavilla 0-3. Città di Catania, Belpasso 0-0. Real Città di Paternò, Real Aci 1-1. Adrano, Real Avola 2-3. Aci Sant'Antonio, Sporting Trecastagni 2-0, hanno riposato Pachino e New Pozzallo. Allora, iniziamo da questa classifica che vede il Biancavilla ormai volare, tra poco la vedremo anche in schermata, abbiamo anche il mister. A più 12. Credo che a questo punto, eccola qua la classifica. Io dico che ritorna potentemente alla vittoria, magari il passo falso della Secondo me settimana. stanno vedendo lo striscione dell'ultimo chilometro. Beh, 12 punti non sono roba da poco, 12 punti di vantaggio. Oggi per giunta hanno vinto contro la seconda in classifica che era il Belvedere, ora è stata scavalcata dal Real Avola che invece, se possiamo vedere la classifica del girone C. Sì, questi sono nel frattempo i risultati. Eccola qua la grazie alla regia. Vediamo, c'è una vittoria scoppiettante, la vittoria scoppiettante del Real Avola contro l'Adrano, vittoria che per 2-3, quindi il Real Avola ha vinto prepotentemente in trasferta. È stata una partita veramente molto bella, dove però ha vinto il Real Avola, che è una squadra che pian piano è stata una delle squadre più costanti dopo il Biancavilla, quindi merita quella posizione e buon per questa squadra che migliora sempre di giornata in giornata, sta avendo una crescita molto importante. Belpasso invece pareggia contro il Città di Catania in un 0-0 dove regna l'equilibrio. Poi l'Aci Sant'Antonio invece ritorna alla vittoria, partita importantissima contro lo Sporting Trecastagni, e c'è il pareggio anche del Paternò. Tra l'altro con il nuovo mister che non si sa chi è, perché insomma è stato esonerato Tosto, e quindi ancora non conosciamo chi è l'allenatore dell'Aci Sant'Antonio. Iniziamo dalla capolista, iniziamo da questo Biancavilla che, come ho detto poc'anzi, secondo me sta già vedendo lo striscione dell'ultimo chilometro, perché 12 punti sono veramente tanti e credo che a questo punto della stagione i giochi sembrerebbero fatti. Beh sì, senz'altro la vittoria di ieri, di sabato, è stata una vittoria importante contro un Belvedere che poteva insidiarci e mettersi a 7 punti su un altro passo falso. E invece voi li avete ributtati giù. È stata una vittoria importante, è stata la vittoria della squadra, è stata una vittoria meritata, devo dire, sotto tutti i punti di vista, sin dal primo minuto fino all'ultimo, anche perché, come diceva il collega suo poco fa, dopo il mezzo passo falso in casa, però non si può chiedere tanto a una squadra normale come la nostra. Voglio dire, la stagione è lunga. Assolutamente. Si poteva perdere con chiunque, ma con l'Adrano penso ci sia una rivalità doppia. Ma quello era un derby. Lo so, proprio per questo. Magari la società ha l'amaro in bocca, ma noi addetti ai lavori purtroppo può capitare, è capitato con loro. Dico, a sto punto per fortuna per loro, perché i cugini hanno fatto 3 punti importanti per evitare i play-out. Anche se adesso c'è grande stima con loro, con alcuni della loro società. C'è ancora da lottare però, almeno per l'Adrano credo, no? Ma anche per noi non è finita ancora. Beh, dai, mister, cerchiamo il calcio di essere... ci insegna che fino a quando la matematica non è una certezza. Questo sì. L'impresa invece l'ha fatto anche il Pedara, che vincendo a Mascalucia continua ancora la sua ascesa in posizioni di tranquillità, perché non credo che ci siano altre ambizioni al di là di quello che è il salvataggio della categoria. O sbaglio, Orazio? No, dici bene, però noi ci siamo ripromessi con la squadra di non guardare la classifica quando eravamo ultimi. Questo è un bell'obiettivo. Non saremo così stupidi da guardarla adesso. Ho dei ragazzi intelligenti che sanno leggere i momenti. Siamo ambiziosi ogni giorno noi, vogliamo crescere insieme. Beh, lavorando sicuramente i risultati arrivano, sì, infatti i risultati stanno arrivando. La e società quindi... è contenta di questo cammino post Romeo? Ma la società devi chiedere a loro. Beh, questo lo so, è normale che quando hai toccato il fondo e riesci piano piano a risalire, un po' di tranquillità insomma c'è.
Noi abbiamo entusiasmo, non abbiamo euforia, non siamo diventati dei fenomeni. Coscienti di Però questa siamo posizione. consapevoli che lavoriamo ogni giorno e ogni giorno pensiamo a costruire la nostra prestazione. Qual è la squadra che ti è più piaciuta in questo girone? Vabbè, a parte il Biancavilla che sicuramente è una spada sopra gli altri, ma le altre squadre, Real Avola, Belvedere, lo stesso Belpasso? Ne ho incontrate 4, Ladrano, il Belvedere, la Sant'Antonio e il Mascalucia. Devo dire oggi il Mascalucia ha lottato fino all'ultimo minuto. Squadra giovane che sì. non molla mai. La squadra che mi ha più impressionato fino a questo momento per come gioca è il Belvedere. Che oggi purtroppo insomma, deve piangere questa sconfitta contro la prima in classifica. Ci può stare, no? Il mister fa bene insomma, a dire queste cose, perché quando, come hai detto tu, vedi lo striscione quando sei dopo un chilometro dopo lo striscione ti puoi tenere tranquillo. Certo, però insomma è bello sapere che avere 12 punti ti puoi permettere anche di... No, non ti puoi permettere. Credo che insomma, poter dimostrare di essere ogni domenica il più forte sia la cosa più bella che ci possa essere nel calcio. Tra l'altro questo è un girone un po' particolare perché era partito molto bene per esempio lo Sporting Trecastagni che si è un po' perso strada facendo, il Real di Città di Paternò era partito ad handicap, pian pianino sta recuperando domenica dopo domenica, quindi è la dimostrazione che la prima parte del campionato è stata determinante per il Biancavilla, un po' meno per le altre che invece pian pianino stanno riconquistando posizioni, e non sottovaluterei neanche il Città di Catania, non so se sei d'accordo Orazio, perché credo che pian pianino insomma, stanno guadagnando punti anche in prospettiva playoff. Ma io credo comunque dai 23 punti a 33 insomma, può succedere di tutto. Anche in questo caso le società possono fare la differenza, il fatto che in un campionato si riposi 2 volte all'andata, 2 volte al ritorno, c'è insomma un campionato che non c'è molta appena sbagli tensione. Secondo me non hai più il tempo di recuperare. New Pozzallo che probabilmente ha un po' mollato a questo punto. Però New Pozzallo comunque ha assicurato un posto nei play-out. Sì, almeno. A questo punto, ecco, sì. Volevo fare una domanda a mister Veloce, Pilatella. perché poi dobbiamo andare al girone D. Questa squadra che è molto giovane, quella che lei sta allenando, può avere dei margini di miglioramento soprattutto in prospettiva del prossimo anno, della prossima stagione? Credo che tutte le squadre hanno margini di miglioramento se si lavora. Ho trovato un gruppo eccezionale che aveva il morale sotto i tacchi, ma grazie all'aiuto della società comunque siamo riusciti a tirarci un po' fuori fino a questo momento dalle zone calde. Bene, a questo punto ci dobbiamo fermare, no, chiudiamo con il girone D. Esatto. Allora facciamo insieme a Jenny che ci legge questi risultati che sono ancora un po' a sorpresa perché l'Igodeo B oggi, no sbagliato, era la prima categoria, parlo del girone D con la Nissa che oggi ha perso una partita importante. No, pareggiato. Ha preso un punto importantissimo. Non ho indovinato nulla nel di questo campo girone. del Santa Croce che è una squadra veramente importante, ha cambiato mister, ha cambiato si è rinforzato tantissimo nel calciomercato di dicembre. Cosa c'è da dire? C'è da dire che è stata una partita tosta e alla fine il pari è il risultato quello più giusto. Guardiamo i risultati, li sentiamo insieme alla Jenny e poi dopo vediamo il consultivo finale anche della classifica del girone D del campionato di promozione. Marina di Ragusa, Atletico Gela 0-1. Ravanusa, Canicattì 0-2. Atletico Caltanissetta, Casteltermini 2-0. New Team Ragusa, Comiso 0-0. Aragona, Polisportiva Palma 1-1. Macchitella Gela, Ravanusa 2014 1-3. Santa Croce, Sport Club Nissa 0-0, ha riposato il Licata. Allora Nissa che pareggia fuori casa a Santa Croce, su tutti sottolineiamo questa continua ascesa della squadra di Falsone, ovvero il Canicattì. Canicattì, i biancorossi sono veramente devastanti, stanno giocando veramente bene, come diciamo sempre ormai da tante settimane, è il miglior calcio del campionato di promozione, stanno giocando veramente molto bene, sono loro e in questo girone sia il Canicattì che il Santa Croce stanno veramente dimostrando di essere delle squadre importanti. Il Nissa oggi ha pareggiato ma in un campo difficilissimo, punto guadagnato Ettore, secondo me, perché il Licata oggi ha riposato, quindi un punto guadagnato, perché nel campo del Santa Croce non è facile giocare, ma soprattutto vincere. Però attenzione, ne guadagna 2 il Canicattì però. Ma prima deve giocare, quindi, certo. quindi siamo sempre lì, con i se e con i ma non si va avanti, i risultati sono quelli più importanti e per adesso
secondo me il Nissa ha guadagnato un punto in un campo importantissimo. Atletico Gela vince Ragusa contro il Marina di Ragusa e l'Aragona pareggia contro il Polisportiva Palma per 1-1. L'Aragona un po' si è perso, ma la salvezza ormai è acquisita. Bene, allora stiamo per chiudere, la battuta sempre su questo girone D del campionato di promozione la facciamo con i nostri due ospiti che indirettamente seguono anche giustamente gli altri gironi. Se voi avete 12 punti, 8 punti la Nissa, potrebbe anche lei pensare di avere quasi vinto un campionato, però c'è questa ascesa del Canicattì, c'è questo Licata che non molla, c'è questo Atletica Gela che è sempre comunque presente nei momenti che contano. Beh, se guardiamo adesso la classifica, la Nissa sì, ha un margine di 8 punti, ma anche una partita in più rispetto al Licata. Sì. Potrebbero essere potenzialmente 5. Sì che lo scontro diretto già c'è stato, quindi è un margine importante. La Nissa, come noi, ha fatto un girone d'andata molto importante, Stratosferico. ha chiuso a 10 punti, ora ne ha 8, quindi significa che sta mantenendo lo stesso cammino dell'andata. Vedremo come Auguri come anche andrà a alla finire. Nissa. Auguri alla Nissa. E in bocca al lupo. In bocca al lupo. Orazio, invece il Canicattì ha battuto sia la Nissa, ha battuto sia il Licata nel girone di ritorno e si candida quantomeno a un posto importante nella zona playoff. La squadra è stata totalmente rinnovata con Falsone a dicembre, a dimostrazione che le scelte che sono state fatte con un criterio logico, quello di cercare di agguantare la vetta, un po' difficile, ma quantomeno una posizione importante nei playoff. Adesso sta a 31 punti, quindi sta a 5 punti dal Licata, apertissima. Sì, credo che insomma, la lotta per le prime posizioni sarà apertissima fino alla fine. Anche là un girone molto caldo, un girone Anche particolare, troppo, direi. insomma partite molto, molto sentite. Il Canicattì ha avuto il coraggio di fare mercato quando il campionato sembrava chiuso, Sì. quindi bisogna dare atto ai dirigenti del Canicattì, che comunque è anche società storica del calcio siciliano, Chiaro? che insomma hanno creduto in quello che dovevano fare. Molte volte o spesso non si riesce con gli acquisti di dicembre a cambiare la situazione. Loro ci sono Il riusciti. Canicattì c'è riuscito. E in questo caso la Nissa anche per te probabilmente ha già una promozione in tasca, leggermente in tasca, cioè Io penso che quando ci sono i 3 punti, quando ci sono i 3 punti Tutto può non si cambiare. può mai tenere insomma, tranquillo. Se ti senti tranquillo rischi qualcosa. vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Allora abbiamo chiuso la parentesi del campionato di promozione e salutiamo allora il mister allenatore del Biancavilla, Nicola Basile, auguriamo le migliori fortune, sarà un campionato finale importantissimo, determinazione quella non vi manca, quindi credo che a questo punto dalla vostra ci stia soprattutto la serenità e la coscienza di avere un bel gruppo. Ci mancano queste 4 vittorie per determinare la matematica. Certo? E bisogna farle quanto prima possibile. Poi magari Speriamo che arrivino presto allora. speriamo di sì, speriamo di sì. Benissimo, e salutiamo anche Orazio Pitatella, allenatore dell'Atletico Pedara. Un mezzo miracolo è stato fatto perché si è allontanato notevolmente dalla zona bassa della classifica. Io credo che dietro comunque ci sia un progetto più importante anche per la prossima stagione. Non si prende Pitatella solo per salvare la squadra in categoria. Io credo che forse probabilmente una bella chiacchierata con la dirigenza anche in prospettiva, perché Pedara è una bella piazza, c'è uno stadio molto carino, molto organizzato. Certo, il Mantelboso è andato a farsi benedire, però rimane una bella struttura e quando si ha la struttura, tu me lo insegni, probabilmente è un primo passo per dei progetti importanti. La società mi ha chiesto insomma, di salvarci, bisogna sempre dimostrare, se pensiamo di aver fatto già chissà che cosa ritorniamo di nuovo dietro, quindi non vogliamo commettere questo errore, Chiedi per te, allora. vogliamo pensare a questa stagione che già è complicata parecchio, vogliamo finire in una certa maniera, non vogliamo giocare ogni domenica uno spareggio. Quindi più di questo non possiamo... Quello che arriverà poi dopo si deciderà. In bocca al lupo allora Credi. ai due mister del girone C del campionato di promozione, in bocca al lupo perché sarà un finale intensissimo. Infatti in occasione di questo volevo promuovere 2 incontri. Due? Incontri, soltanto 2. Nel girone C Biancavilla C Sant'Antonio che sarà un bel match. Settimana Magari prossima. sarà un passo importante per il Biancavilla, chi lo sa. Noi 4 vittorie per la Batepara. 4, ma gli auguriamo ogni bene e in bocca al lupo anche a loro. E Certo. l'altra è le 2 squadre più importanti che stanno giocando un ottimo calcio, è Canicattì Santa Croce, sarà veramente una bella partita.
Ettore, io ti ringrazio, arrivederci, a tra Arrivederci, poco. sì, a tra poco perché sarai presente a Sala Stampa di Penalty per parlare di Serie A, B e Lega Di Pro Catania e tutte poi le anche siciliane. tutte le ultime slide riguardanti il calciomercato. Parola alla nostra Jenny, tra poco parleremo di prima categoria. Io ricordo sempre ai nostri carissimi amici che ci seguono da casa il numero telefonico per rimanere in contatto con noi. Il numero è 336 92 07 27. Torniamo tra qualche istante, pubblicità. Questa è la trasmissione Penalty in diretta ogni domenica a partire dalle 19 sino alle 21 con i risultati, le classifiche e i commenti sul calcio dilettantistico siciliano. Andiamo in onda puntualmente per dare tutte le informazioni dal campionato di Serie D sino alla prima categoria. Come tutti ben sanno, la parentesi dedicata al calcio a 5 è stata trasferita alle 22:15 insieme ad Alessio Patti che condurrà appunto Penalty Futsal. Tra l'altro a partire dalle 21 ci sarà come al solito lo spazio dedicato al calcio professionistico con Sala Stampa di Penalty. Salutiamo a tal proposito allora il nostro Alessio Patti che tra poco lo vedremo anche in scena da solo con il Penalty Futsal. Buonasera a te Ettore, buonasera a tutti Perché i non nostri devo ricordartelo? Scusa, diamo questa cosa. Perché? No, vabbè, sì. C'è un po' di tensione Una sul battuta, debutto. sì, un po' di La tensione. puntata 0 è andata bene, quindi va bene, sii fiducioso. Assolutamente sì. Va bene? Ok, allora devo salutare a questo punto gli altri due ospiti che sono venuti a trovarci, anche perché c'è un appuntamento molto sportivo, molto goliardico, molto pro beneficenza che si svolgerà praticamente a cavallo tra gennaio e febbraio, che riguarda il trofeo Sant'Agata. Salutiamo intanto mister Renato Marletta, presidente dell'AIAC di Catania. Ciao Renato. Fedelissimo di Penalty, lo possiamo dire, e insieme a lui abbiamo il responsabile del comitato organizzatore dei vigili urbani di Catania, Santo Muzio. Buonasera. Buonasera a voi e a tutto Allora il io pubblico. prendo questa locandina, anzi ce l'ha già in mano la nostra Jenny, perché parla del 18° trofeo Sant'Agata di calcio a 11 che appunto si svolgerà giovedì 28 gennaio e naturalmente anche martedì 2 febbraio. Tutto questo al campo Velletri. Le squadre che giocheranno, le 4 squadre che giocheranno sono appunto i Vigili Urbani di Catania, l'Associazione Magistrati di Catania, la rappresentativa di calcio femminile e poi insomma anche la rappresentativa allenatori AIAC di Catania. Tra poco parleremo di questo trofeo, perché di questo avvenimento, perché tutto è legato soprattutto alla beneficenza. Dico bene, signor Muzio? Sì, e lo scopo Sottolineiamola questa cosa che è importante per i bambini sordi che mi dicono che vogliono essere dichiarati così, bambini sordi dell'Istituto Santa Maddalena di Canossa che si trova in via Etnea a Catania. Ecco, diciamo che non c'è biglietto d'ingresso, ma c'è un'offerta libera da fare in occasione di queste due partite. Infatti la raccolta poi di queste offerte sarà devoluta a favore della serata della premiazione a fine di questo mini torneo, Giorno che è un 2. quadrangolare il 2 di febbraio. Benissimo, tra poco approfondiremo anche dal punto di vista Siamo tecnico, qua. perché abbiamo saputo che mister Marletta ha fatto una squadra degli allenatori anche di una certa forza Tosta, e caratura. Tosta. Allora, premesso che io farò il presidente... Quindi non giochi, no, non fai la formazione. No, l'allenatore sarà José Sorbello. L'allenatore sarà José Sorbello. C'è da dire una cosa importante, che nello spirito diciamo goliardico si parla di over 40, per cui insomma l'età minima per poter partecipare. Si è provveduto a convocare 25 tecnici disponibili, naturalmente considerato il giorno lavorativo e anche l'orario. Tra le altre cose si è provveduto a fare sorteggio, la prima gara sarà alle 15:30 dove si giocheranno i magistrati contro la rappresentativa femminile, a seguire giocheremo noi contro i vigili urbani. Il 2 poi ci saranno le finali, dipendente anche dal risultato. Certo. Dobbiamo ringraziare anche Teresa Chiara della FIGC di Catania che ci ha dato il patrocinio, e la sezione AIA è diretta da Cirino Longo perché è tutto ha il veste dell'ufficialità. Chiaro. Possono partecipare in distinta 18 giocatori, ci saranno 7 sostituzioni. Diciamo lo spirito è goliardico, ma soprattutto, come hai centrato tu,
il progetto è di Beneficenza fare vera e beneficenza propria. per questo istituto. Tra le altre cose anche il comitato organizzatore, che premesso e preciso che da 18 anni è a carico dei vigili urbani di Catania, anche se qualcuno vorrebbe cavalcare quest'onda, diciamo, di Sant'Agata. Diciamo che questo è il vero e proprio trofeo calcistico ufficiale del Sì, comune di Catania. di calcio a 11. Tra le altre cose dico, siamo onorati di essere stati invitati come rappresentativa, perché sai benissimo che noi in provincia siamo qualcosa come 700, ma non possiamo naturalmente fare tutto noi. Mister, sono stato convocato? Sì, bene, naturalmente dico l'augurio che ci siano anche le telecamere di Video Mediterraneo a riprendere Vedremo anche l'evento. noi di penalty di essere presenti, così poi No, lo tra possiamo raccontare. l'altro poco fa parlavi anche degli sponsor, bisogna ringraziare Certo. Massimo Biondi per l'opportunità che ci dà in questo evento, perché naturalmente Sono supporti essenziali. raccogliere fondi è sempre difficile, ma quando si parla di solidarietà l'AEC è sempre presente, abbiamo anche l'Unipolsai e qualche altro amico che ci delezierà. Per tutti quelli che vogliono partecipare e venire a vedere l'evento, diciamo, è una sgambata goliardica, anche se poi alla fine, insomma, l'essenza dello spirito sportivo passa attraverso la prestazione e il risultato, questo è ovvio, no? Beh, noi degli Però- allenatori dobbiamo vincere, è inutile. Io, che esempio diamo ai io ho passato giocatori? la palla a mister Sorbello, sarà lui a gestire l'evento e la partita. Va bene, per il va resto, bene. insomma, ripeto, ringraziamo anche Massimo Pesce, che fa parte il dottore Fonso, che non è mai nuovo a queste iniziative, insomma, anche perché lui è nella triplice veste di allenatore, giocatore e presidente. Insomma, sarà una non si fa festa, mancare sarà nulla. una festa dove c'è la possibilità. L'unico contatto che ho in questo momento, ho chiamato là sopra con la speranza che il giorno 28 non ci sia freddo e neve, insomma ci sia un evento, una giornata di sole. Cerchiamo di essere fiduciosi. Allora, passiamo adesso alla prima categoria e poi chiuderemo anche con questa promozione di questo trofeo tutto catanese. Prima categoria, possono già partire i risultati del girone A, eccoli qui. Alessio, devo dire che l'Atletico Ribera pareggiando in casa, pareggiando fuori casa, in casa della Cianciana, ha messo i puntini sulla I. Beh, Ettore, oggi lo scontro diretto tra Atletico Ribera e Polisportiva Cianciana aveva attirato i riflettori dell'audience palermitano-trapanese. L'1-1 è forse il risultato più giusto, che premia comunque gli sforzi di due squadre che comunque non meritavano di perdere. Non ne ha approfittato il Cinque Torri Trapani, ne ha approfittato il Cinque Torri Trapani vincendo per 2-1 in casa contro lo Sciacca, che si ritrova in una posizione di classifica non troppo meritevole, perché comunque la squadra è sest'ultima in classifica al 9° posto, nonostante i punti che la distacchino dai playoff siano solamente 2, perché Eccola come qua la possiamo ben classifica. vedere dal Cinque Torri Trapani terzo in classifica allo Sciacca nono, sono ben 4 punti che racchiudono ben 7 squadre. Vittoria anche dell'Atletico Trappeto, che batte in casa per 1-0 la Nuova Sportiva del Golfo, quindi Ettore, un girone è più equilibrato che mai. Passiamo al girone E, dove lo scontro, il big match era tra Ciclope Bronte e Calatabiano. La squadra del Calatabiano vince a Bronte 3-2 e consolida la sua prima posizione. Questi risultati, a sorpresa in un certo senso questa vittoria fuori casa della squadra del Calatabiano, ed il Giardini Naxos, che seppur insomma in fase di ascesa, soprattutto nel calciomercato, perde in casa di questo Milo, che vuole ancora agganciarsi nella zona playoff. Ettore, questa era forse la giornata più attesa tra tutti gli 8 gironi di prima categoria, perché si scontrava seconda contro prima e terza contro quarta, in casa rispettivamente di seconda e quarta. Ce l'ha fatta il Milo, che ha battuto il Giardini Naxos 1-0, un risultato di misura sudato. Il Giardini Naxos avrebbe meritato forse qualcosa in più dal punteggio, ma non è andata bene alla squadra di Giardini, che adesso si ritrova ancora terza in classifica e non ha approfittato dello scivolone del Ciclope Bronte, che conduceva addirittura per 2-0 e ha visto ribaltato il punteggio sul 3-2 in favore di un Calatabiano, Ettore, che dopo aver ribaltato una partita così difficile ha davvero messo i puntini sulle i e messo una seria ipoteca sul campionato, perché adesso i punti di vantaggio sono 8 e il Ciclope Bronte, avendo perso lo scontro diretto, ha perso un'importante occasione per accorciare sul primo posto.
Allora ci dobbiamo fermare perché abbiamo l'ultimo break pubblicitario, ricordando ancora una volta questo trofeo. Ma tu vuoi giocare veramente? Certo. Con la squadra della rappresentativa femminile calcistica? Lei giocava a calcio. Una grande calcio, attaccante. Grande attaccante. O alla destra, dipende. Vabbè, cambia poco, insomma, Cambia l'idea poco, ma sempre dell'attaccante. quello. Era una giocatrice di pallone, mica... Allora, naturalmente, siccome facciamo tutto in diretta, Sì? un avviso importante per i naviganti. Mister Armando Drago, nella tua rappresentativa farà parte Jenny, con un ruolo indefinito. Insomma, si è raccomandata, calcistico. Jenny. No, Sta raccomandata entrando no, dico, raccomandata. se prospettate, per cui insomma farà parte dell'organico della rappresentativa femminile anche Jenny di Aria. Perfetto, allora Jenny, mi Grazie. raccomando, Farò del mio meglio. soprattutto insomma, mantieniti in dieta perfetta perché dovrai insomma, fare bella figura anche a penalty. La mia era una battuta. Grazie, ci mancherebbe. Renato, Il grazie. problema è le scarpette, insomma, vedi che giochiamo in un campo Ce le ho, in ce erba le ho. Si sintetica. gioca con i tacchi a spillo però. No. No, giochiamo in campo in erba sintetica, che sia... Mi attrezzerò, non ti Vabbè. preoccupare. Ci lasci la Ok. pubblicità? Sì, nel frattempo ricordo sempre ai nostri carissimi amici da casa il numero 336 92 07 27 per interagire con noi, i nostri ospiti qui in studio. Torniamo tra qualche istante, pubblicità. Ultima parte della nostra trasmissione, lo facciamo sempre con Alessio e che dire, a questo punto dobbiamo parlare dei gironi di prima categoria F e G, subito un quadro completo con questa vittoria risicata del Militello che aggancia la zona calda della classifica, mentre invece l'Aquila e i Calatina hanno perso e il D'Agata soprattutto ha riposato, quindi insomma la classifica si è un po' rivoluzionata, anche se il D'Agata continua ad essere la squadra leader di questo girone F. E poteva essere la giornata dell'aggancio. Il invece- Megara Augusta era chiamato ad una prova di forza contro il Lineri Mister Bianco di Mister Cocivera, che comunque nonostante la zona di classifica ha riassettato il quadro tecnico nel mercato dicembrino e ha battuto il Megara Augusta a domicilio. Chiaramente sono 3 punti importantissimi che mancano nel bottino del Megara Augusta, che si vede scivolare al 4° posto in classifica, scavalcato dal Militello. Sconfitta che ha del clamoroso anche delle Aquile Calatine in quel di Mister Bianco contro l'NB, non tanto per il tasso tecnico della squadra di Mister Bianco, che comunque è sempre ostica da affrontare, quanto per il punteggio, perché 5-1 è davvero pesante. Le Aquile Calatine potevano sorpassare il D'Agata, che oggi quindi dal divano può solo esultare. Perfetto, e chiudiamo la prima categoria con il girone G. Ha riposato lo Sporting Eubea, mentre invece questo Calcio Vittoria continua ancora a vincere e rosicchiare punteggi e posizioni in classifica, anche se il distacco ancora è sempre considerevole, sottolineiamolo questa cosa. Lo Sporting Eubea riposava 38 punti in classifica, 8 di vantaggio sul Vittoria, che oggi si riducono a 5. Il Vittoria sale a 33 punti con la vittoria per 2-0 ai danni della Rinascita Netina, si avvicina al secondo posto e rosicchia qualche punto anche il Floridia, che vince per 3-1 in casa contro il meno quotato Modicanese e sale a quota 30 punti. Sono 8 e sono tanti quelli che li distaccano dallo Sporting Eubea, in più il Floridia deve anche riposare. Quindi se c'è un anti-Sporting Eubea, questo è il Calcio Vittoria, che comunque deve ancora riposare, quindi questi punti sono virtualmente ancora 8. Benissimo, allora siamo nella parte finale, torniamo di nuovo a parlare del torneo di beneficenza, 18° trofeo Sant'Agata di calcio a 11. Allora Muzio, voi vi state preparando anche per Sant'Agata, oltre che organizzare un torneo di calcio. Sotto questo punto di vista noi di Video Mediterraneo, lo ricordo ancora una volta, seguiremo in diretta 3 giorni importanti della festa, quella dell'Aurora, che come tutti ben sanno
una festa, una messa seguitissima, poi chiaramente soprattutto l'uscita di giorno 5, avremo in esclusiva Salvo Rosa. Sappiamo quanto è importante Sant'Agata non soltanto per noi catanesi ma per tutti i fedelissimi che attraverso il satellite ci seguiranno anche all'estero. Voi vi state organizzando, ci dia un aggiornamento. Ma i preparativi sono abbastanza vivi, tant'è vero che già abbiamo iniziato con la scorta e il servizio per le candelore che già sono fuori in giro per la città, tra l'altro sono abbastanza seguiti anche questi. Ci stiamo cominciando a preparare anche per il classico fuoco rossi. Sì, che sarà importante, sperando che ogni anno raggruppa aumenta sempre di più pubblico, ma soprattutto anche molti curiosi, perché l'abbinamento musica ai fuochi d'artificio è un qualcosa di bello. Diciamo pure che per arrivare in piazza alle 20:30 bisogna già anticipare abbondantemente di parecchie ore, se no si rischia di non vedere nulla. Esatto. E la cosa bella di questa serata è proprio vedere invece l'abbinamento fuoco con l'acqua e la musica, e quindi sotto questo punto di vista è assolutamente da non perdere. Quindi state nel frattempo riorganizzando tutta questa cosa qui, ma soprattutto organizzare questo torneo che sembrerebbe facile ma non lo è, perché insomma è impegnativo, tantissima gente vi seguirà, ci seguirà, e soprattutto tantissima gente dovrà dare anche il loro contributo con un'offerta che sarà libera. Gradita, libera, esatto, che poi sarà devoluta ai bambini, noi sordi. Perfetto. Quello che desideravo dire, se ho la possibilità di un minuto ancora, assolutamente sì. Questo trofeo tanto ambito ogni anno da tutti, da tanti. Prima eravamo 8-9 i partecipanti, ma sa, il tempo passa per tutti, per cui l'età è per tutti, per cui abbiamo dovuto fare oggi un quadrangolare. Infatti la prima classificata porterà il trofeo di Sant'Agata. Cos'è il trofeo Sant'Agata? Non è altro che il busto di Sant'Agata, in una dimensione di 30 centimetri, che è tutto in silver, e mi creda, chi lo vede, chi l'ha visto, ogni anno fa di tutto per poterlo acquisire, ce lo vogliono vincere tutti. Tra l'altro tutto questo attraverso una cerimonia dove saranno presenti le autorità anche della nostra città. Certamente, infatti non lo voglio dare per scontato, però secondo le tradizioni che ci sono state tutti gli anni, il calcio d'inizio lo darà il sindaco. Speriamo bene, che sarà presente, speriamo di giocare lui. Noi allenatori e loro alla finale, caro Renato, poi... non so se sei d'accordo. Speriamo, dico, perché insomma guardando le rappresentative devo dire che sarà dura. Sarà presente per la finale, il calcio d'inizio del trofeo spetta a Teresa Chiara, che è praticamente della presidente della FIGC, sì. E volevo dire anche una cosa, volevo spendere una parola di ringraziamento per Tour Privetera, e che se portiere del Catania, nonché il nostro portiere della rappresentativa, che ha fatto da collante, diciamo, tra gli organizzatori e gli sponsor, perché sai benissimo che senza sponsor non ci si può va da nessuna parte. Altre cose, invito tutti coloro che volessero partecipare alla raccolta fondi per queste bambine meravigliosi, ed invitarli anche per il giorno 2. L'appuntamento sarà per tutti alle ore 15 al Campo Velletri il giorno 28. Nel caso delle finali, però già li possiamo invitare per le semifinali. No, parlo io per il giorno 28, per le semifinali. È scontato che poi il 2 ci saranno le finali, indipendentemente c'è da dire che come tradizione si passerà eventualmente in caso di pareggio ai calci di rigore direttamente. Bene. E poi insomma alle finali vedremo. Tra le altre cose la rappresentativa femminile so che è ben rotata e quadrata. Ma io di loro mi spavento, attenzione, perché no, tra l'altro cose dico, per loro non abbiamo posto limiti di età, attenzione, mentre che per noi vige l'obbligo, noi vigili minimo 40 anni. Minimo 40, è chiaro, insomma, perché se no avremmo allestito una nazionale, no? Infatti. Immagina che Peppe Mascara, Spinesi, le non penso proprio che sarebbe stata una cosa anche scorretta nei confronti degli altri. No, ci sono, tra le altre cose dico, uno dello spirito dei dettami dell'organizzazione, quello là, che abbiamo fatto già 2 riunioni per stabilire il tutto proprio nel rispetto di tutti, perché è una cosa goliardica, però credo che sia, dico, anche doveroso. Sentita. E anche doveroso, tra l'altre cose, insomma, nello spirito di Sant'Agata, quale migliore occasione avere i vigili urbani, i magistrati, insomma gli allenatori e le donne che non possono mai mancare. Allora ricordiamo, semifinale giovedì 28 gennaio alle 15:30 al Campo Velletri, poi ci saranno le finali martedì 2 febbraio sempre alle 15:30 al Campo Velletri, e poi a seguire con la presenza delle autorità della nostra città la premiazione, il tutto
assolutamente in beneficenza, qui nessuno prende una lira, anzi saremo costretti piacevolmente a fare anche noi un'offerta. Ringraziamo il rappresentante del comitato organizzatore dei Vigili Urbani. Noi ringraziamo voi per l'accoglienza che ci avete dato. Le porte di Video Mediterraneo, in questo caso di penalty, quando si parlano di beneficenza sono sempre aperte. Salutiamo anche Renato, che rivedremo prestissimo anche nel Coffee Time, perché insomma è una buona occasione per promozionare anche nella puntata del mattino di Video Mediterraneo questa iniziativa bellissima. Oltre al calcio di cui non parla mai nessuno, abbiamo aggiunto quella amatoriale che è una fetta importante del calcio nostrano. Hai detto bene, hai detto bene. Mi sposto da questa parte perché saluto Alessio, che così si va a preparare in panchina perché tra poco ritornerà in campo con penalty futsal, tutto sul calcio a 5, serie C1 e le 4 gironi di serie C2. Pronto per il debutto da solo? Assolutamente sì. Benissimo, la puntata da zero, come ho detto poc'anzi, è andata benissimo. Salutiamo anche la nostra Jenny, complimenti per la tua miss tutta targata a Piazza Italia. Mantieniti in forma perché a questo punto darai spettacolo anche tu nella partita di beneficenza del Trofeo Sant'Agata. Spero di dare il mio meglio, Ettore. Ringrazio te, ringrazio tutti quelli che ci seguono. Perfetto, noi a questo punto ci congediamo da voi, vi diamo appuntamento a tra poco dopo lo spazio pubblicitario perché partirà Sala Stampa di Penalty. A tutti buon proseguo con lo sport firmato Video Mediterraneo.